Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta. Gli agenti che sono rimasti uccisi sono 3, sono tutti e 3 pugliesi, vi possiamo dire i nomi: uno è Antonio Montinari, l'altro è Rocco Di Cillo, il terzo Vito Schifano. Chiunque fa questa attività ha la capacità di scegliere tra la paura e la vigliaccheria. La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato. Mi chiamo Antonio Montinaro. Sono nato a Calimero. Quando ero ragazzo lavoravo per la famiglia. Oggi lavoro per lo Stato. Una famiglia più grande, ma l'impegno è rimasto quello. Ho 2 figli e una moglie. A Gaetano piace la blindata che guido. Riaverti sulle ginocchia, figlio, ma ti vedo ancora a giocare col volante della quarta Savona 15. Ridi, dici che c'hai i sedili, quelli comodi. Sabato mattina mi hanno telefonato. Era il collega di Rindelli, voglio dargli il cambio. Lo straordinario paga bene, mi dicono. Ma c'ho paura. È uno che tiene famiglia, sì che c'ha paura. Non come gli scapoli. Loro c'hanno paura per sé, per mamma e papà che ci avrebbero da stare da soli poi. In fin dei conti, la paura è qualcosa che tutti quanti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. E c'ho paura, ma non sono un vigliacco. Io no, non sono un vigliacco. A Tina gli ho detto che deve stare tranquilla, che torno presto se non mi chiamano stasera. Uno coraggioso deve saperlo nascondere bene tutta la preoccupazione che io non ci dormo di notte. A Gaetano, a Giovanni, a Tina che penso, e agli occhi loro e alle risate loro. Ecco, a loro soltanto penso, e a quel grande uomo, Falcone, che Dio lo sa, darei la vita mia per la sua. I colleghi della scorta dicono che sembra innamorato di lui. Sorrido. Stiamo davanti alla questura e fa caldo. Saliamo nelle macchine della scorta. Su ruote è pericoloso e la strada è stretta e rallentata, e queste portiere, ve lo devo dire, mi sembrano una bara certi giorni. Ma al sovrintendente Cupane gli hanno detto che l'elicottero costa troppo. Le macchine corrono, un buio assordante riempie tutto. C'è più niente. Al suo funerale diranno che se questi sono i metodi di mafiosi la scorta è inutile. Ma c'è una cosa che tutti i coraggiosi sanno, che chi muore così non muore inutilmente, che la pelle è solo un vestito. È il proprio compito che resta, è la certezza di aver fatto il proprio dovere che rende immortali.